cinematografici, set fotografici con un personaggio che forse non riconoscete, ma è uno dei più grandi fotografi di sempre, venuto in Sardegna, ha trascorso diversi giorni nella nostra isola per catturare i volti che più lo hanno colpito. Si tratta di Steve McCurry, lo ricorderete sicuramente per la celebre copertina National Geographic della ragazza afghana e poi tantissimi altri capolavori della fotografia contemporanea. Buongiorno, oggi ne parliamo nella nostra puntata del lunedì con il fotografo che lo ha accompagnato sui set della nostra isola e poi con la Sardegna Film Commission che ha sostenuto questa importante iniziativa artistica che servirà anche a promuovere ovviamente le bellezze del nostro territorio. Ma Steve McCurry è venuto per la prima volta nell'isola accompagnato da un fotografo sardo che abbiamo in studio, Michele Piras. Buongiorno, ci aiuterà a raccontare questo viaggio e poi col sostegno della Sardegna Film Commission, appunto la direttrice Nevina Satta ecco con noi per spiegare e per ampliare un po' lo sguardo, l'orizzonte, perché sono davvero tanti gli artisti che vengono nell'isola e la scelgono come set cinematografico o fotografico. Allora, Michele Piras, partiamo dal mito, no, della fotografia contemporanea. Steve McCurry, quando è stato in Sardegna e per quanto tempo? Buongiorno a tutti, Steve è arrivato a Olbia il 12 ed è ripartito il 18. Abbiamo fatto delle mete molto interessanti, appunto da Olbia siamo andati a Ottana, fotografando quindi le maschere Boez e Medulas Bezos. Siamo andati a Mamoiada per le maschere dell'associazione Azzeni e gli abbiamo presentato Franco Sale, che è un artigiano delle maschere. Poi da lì siamo andati a Sedilo, da Sedilo abbiamo fatto una piccola riproduzione dell'Ardia, dopodiché ci siamo spostati a Cabras. Purtroppo per ragioni di meteo la pioggia non ci ha consentito di fare degli scatti a Oristano e siamo andati direttamente a Carloforte. Immagine a Carloforte cosa ha voluto vedere? A Carloforte ha voluto vedere i pescatori e poi da Carloforte ci siamo spostati a Calasetta, appunto sempre per i pescatori. Ecco, la Sardegna Film Commission ovviamente ha supportato questo giro, no, Nevina Satta? Sì, siamo molto fortunati ad avere l'opportunità di far promettere ai grandi maestri un loro ritorno in Sardegna. Li prendiamo in giro dicendogli che gli daremo un secondo biglietto di sola andata, proprio per essere certi che, come è accaduto qualche anno fa, quando ci troviamo ad incontrare questi grandi talenti, la possibilità di offrirgli una seconda opportunità di incontrare la comunità, incontrare gli sguardi che magari nelle inaugurazioni delle grandi mostre, come accade alla Galleria Comunale di Cagliari, non c'è il tempo di sviluppare. E devo dire che ancora una volta la conferma della varietà non solo dei paesaggi ma della ricchezza delle storie è stata vincente, perché Steve McCurry aveva espresso il desiderio di entrare dentro il cuore della Barbagia, scoprire le comunità di cui noi gli raccontavamo le esperienze di turismo, ovviamente affascinato magari dal sapore della bottarga, ma per capire come effettivamente questa dimensione produttiva potesse organicamente essere raccontata nella comunità che la genera. Ecco, Michele Piras, mi incuriosisce capire qual è un po' cosa ha cercato Steve McCurry, se con lo sguardo del fotoreporter oppure del fotografo ormai, diciamo così, un po' sociologo, antropologo. Allora, guardi, ho avuto modo di capire che in realtà cercava un po' di tutto, perché ha chiesto delle determinate cose come tradizione, pesca, pastorizia. Noi abbiamo organizzato diverse cose, ma una cosa molto interessante è che nonostante magari lui avesse un set con 20 persone che organizzavano un qualcosa, lui magari si faceva, gli colpiva insomma un'altra immagine. Una cosa che ci ha fatto molto sorridere è che a Sedilo c'erano più di 50 persone per lui e la prima persona che ha fotografato era un signore molto interessante che era lì puramente per tagliare l'erba. Lo spirito del fotoreporter ovviamente rimane. Allora, Nevina Satta, questo lavoro servirà a realizzare che tipo di prodotto e qual è il vantaggio dell'isola? Ma ancora una volta ci troviamo di fronte a grandi possibilità, non solo di pubblicazione editoriale, come nel caso di Steve, ma di, per esempio, trasformare una visita in un documentario, in un ulteriore reportage fotografico del dietro le quinte. È capitato già nel nostro impegno non solo sulla fotografia, ma sul racconto
soprattutto dei maestri e delle maestre, di scoprire che, come è accaduto con l'ISRE di Nuoro, col MAN, ma anche con la Fondazione Costantino Nivola, che ci sono dei materiali ai quali noi siamo molto abituati, ma che da uno sguardo esterno scoprono la loro forza, anche una loro modalità di racconto diversa. Quindi i location scouting non si fermano, diventano prodotto audiovisivo, prodotto editoriale e anche prodotto multimediale, perché è evidente che la possibilità di interagire con un ambiente e un contesto sociale può diventare per esempio un'applicazione per i turisti, lo vediamo anche con i percorsi di cineturismo. Insomma, noi speriamo che questo sia un buon segnale e ci piace aprire la pista per le altre istituzioni che possono ovviamente promuovere le proprie bellezze e il proprio territorio in maniera originale. Ecco, Michele Piras, Steve McCurry aveva già un'idea rispetto alle location, rispetto anche ai volti che voleva immortalare, oppure si è affidato completamente a voi? Allora no, si è affidato completamente a noi. Diciamo che in questo caso appunto la Sardinia Film Commission ha avuto un ruolo fondamentale, perché grazie comunque anche all'aiuto di Marco Pireda, che appunto è un ragazzo che lavora con la Film Commission, abbiamo creato una serie di possibili itinerari che gli sono stati presentati e poi lui ha scelto appunto quale prendere. Ecco, che approccio aveva? Cioè che tipo di professionista è sul set? Molto concentrato, molto serio, oppure si è concesso anche in termini... Vedo che scatta foto anche con i soggetti delle sue immagini, quindi insomma sembra molto alla mano. Sì, sempre quando ha finito di scattare. Nel momento dello scatto non vola una mosca, anche se lui è una persona molto simpatica alla mano, quando scatta non vuole sentire neanche i click delle macchine fotografiche che fanno il backstage. Tutto questo succede sempre dopo. Chiaro, Nevina Satta, insomma, dicevamo, un'opportunità veramente importante per l'immagine della Sardegna nel mondo. Sì, anche perché si racconta in modo molto originale, con la fortuna di poter godere della promozione che tra l'altro la reputazione dei grandi maestri e delle grandi maestre ci garantiscono. Per esempio, vediamo adesso quanto il successo della Sirenetta Disney abbia creato un incremento della richiesta turistica, ma lo abbiamo visto in passato anche con esperimenti molto più radicali di forme non narrative che hanno però per esempio svelato l'isola dell'Asinara o la Maddalena. Insomma, andiamo a lavorare insieme agli altri partner istituzionali come le aree marine protette, i musei, le realtà archeologiche, i siti che sono meno visitati e che possono invece rappresentare una grande opportunità anche trasformandosi in set cinematografici a cielo aperto. Insomma, siamo in un'isola davvero fortunata da questo punto di vista. Ecco, siamo così fortunati, ma per esempio possiamo sperare che Steve McCurry torni, magari possiamo intervistarlo, Michele Piras? Sì, possiamo sperarlo, tornerà, non sappiamo di preciso quando, però abbiamo la certezza che tornerà. Bene, speriamo di poterlo incontrare allora. Grazie Michele Piras, fotografo, Nevina Satta, direttrice generale della Sardegna Film Commission, per questo approfondimento sul viaggio di Steve McCurry nell'isola.